Buonasera cari telespettatori, grazie per essere rimasti in compagnia del gruppo editoriale TV7 e con noi di iReporter per te. Come potete vedere accanto a me, nuovo ospite, nuova tematica, una tematica molto sentita. Do il benvenuto a Gianfranco Favaro, responsabile politico plebiscito.eu, un plebiscito che è stato di successo, mi verrebbe da dire. Certo. Però il titolo della trasmissione, appunto di questa prima parte dell'approfondimento, è il seguente: vuoi il Veneto indipendente? Sappiate che successivamente nella seconda metà invece parleremo della spartizione dei migranti. L'abbiamo intitolata così provocatoriamente perché alla fin fine queste persone vengono veramente spartite nel territorio e si litiga: no, io non li voglio, io li voglio, no, non li voglio. Purtroppo sono più i non li voglio che li voglio. Parliamo però di indipendenza, quindi, e di questo referendum, insomma, sì, molto importante. Qualcuno ha cercato anche di sminuirlo un pochino, però io so che il risultato alla seguente domanda, vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana, ha riscosso online, quindi il referendum si faceva online, quindi in rete nel computer, 2.102.969 voti a favore, sì, e i no invece 2.507.266. 200, sì, 57.000. Ok, sono i dati che ho sentito proprio pronunciare da chi? Da Gianluca Busato, che è proprio il vostro portavoce, alla fine lo chiamiamo così, giusto? Certamente. Allora, addentriamoci in questa tematica. È una tematica complessa, è una tematica che è già stata tentata, mi viene da dire, come strada, soprattutto da altre coalizioni, da altre liste, da altri, insomma, politici, ma so che voi non siete politici, quindi forse questa è la novità. Non siamo partitici, facciamo in realtà politica, okay, certo, questo sì. Ma a dire la verità, c'è un progetto di legge per il referendum, il progetto di legge 342, che è fermo in Regione Veneto ormai dal gennaio, se non sbaglio, 2013, ecco, quindi più di un anno. Vista l'inerzia, il temporeggiare della Regione, un gruppo di persone, tra le quali ho l'onore e il piacere di ritrovarmi anch'io, ha deciso di auto-organizzare un referendum per chiedere ai veneti se volevano o meno l'indipendenza. Parlo al passato perché i veneti, in grandissima maggioranza, con un numero strabiliante, hanno detto di sì. Con riguardo ai tentativi così di sminuire l'importanza di questo referendum, io vorrei far presente una cosa, ed è questa. Se nell'antica Grecia la volontà delle persone si esprimeva con un voto, ad esempio, attraverso la scelta di un sasso di colore diverso, oppure per alzata di mano in altri tempi, oppure ancora attraverso dei pezzi di carta sui quali si segnavano delle X, come è il rito al quale siamo abituati qui in Italia, è pur vero che ciò che conta non è tanto la forma quanto la sostanza, e la sostanza è proprio la volontà dei veneti. E la volontà dei veneti che è stata raccolta attraverso un referendum digitale, ma sulla scorta e imitando quello che stanno facendo paesi molto avanzati. Io voglio ricordare che dal 2005 l'Estonia, ad esempio, elegge il proprio Parlamento proprio con il voto digitale. E in altre parti del mondo, come l'Australia, piuttosto la Svizzera, piuttosto che gli Stati Uniti, la votazione digitale, la votazione informatica è cosa abituale e riconosciuta. Ciò che mi preoccupa è proprio il fatto che ieri sera abbiamo toccato, e lei non lo sa, la tematica del fatto della chiusura di molte sedi della polizia postale. Quindi, perché dico questa cosa? Perché siamo italiani e quindi non sto buttando fumo o fango sulla vostra votazione, ma quando si estende in Italia un qualcosa che possa essere digitale o non digitale, poi si sa che siamo anche capaci di muovere le acque a nostro piacimento. Ripeto, non sto parlando del vostro, ma è semplicemente per fare un collegamento al fatto che la postale, ahimè, sta subendo dei grossi tagli. Detto questo, era solo semplicemente per ricordare. Io vorrei capire anche da che cosa partite come richiesta. Io so che c'è una richiesta che secondo me è la più importante, è il fulcro, quindi l'obiezione fiscale. Un tempo si parlava di obiezione di coscienza per non fare il militare, qui il discorso
si è evoluto in una maniera molto particolare e molto importante, ancora di più forse tra virgolette, perché siamo vessati dalla burocrazia, siamo vessati dai tagli, fisco, appunto l'ho appena detto, dal fisco, e la gente non ce la fa più, e sembra un po', insomma, tanto per fare il classico giornalista che butta lì, dire però i politici gozzovigliano. Non tutti, però buona parte. Abbiamo sentito gli scandali, e lo dico da lombardo della mia regione, così via via siamo andati a toccare tutte le varie regioni con delle cose assurde. È da questo che è partita l'idea di... No, l'idea parte da altro, l'idea parte dalla constatazione che questo territorio produttivo, come la Lombardia, piuttosto che l'Emilia Romagna, piuttosto che il Piemonte, vengono tassati, anzi tartassati, senza soluzione di continuità ormai da decenni. Okay? Per dare un'idea di quale sia il prelievo fiscale del Veneto, su 150 miliardi di euro di PIL prodotti mediamente all'anno qui dalla nostra regione, circa 70 è il prelievo fiscale complessivo, okay, che insiste sul PIL regionale. Qual è il problema? Che di questi 70 miliardi di euro, circa 30 abbandonano il nostro territorio sotto forma di residuo fiscale, cioè l'eccesso di tassazione rispetto ai servizi e ai trasferimenti che riceviamo dallo Stato centrale. Ma oltre a questa voce, e sono 20 miliardi, 21 miliardi di euro all'anno, oltre a questa voce non dobbiamo dimenticare la quota di interessi che insiste sul debito pubblico italiano e che spetta alle varie regioni italiane in virtù del reddito prodotto. Quindi a noi spetta una quota complessiva di interessi sul debito pubblico italiano di circa 10 miliardi di euro all'anno, debito che non abbiamo potuto contribuire a creare dando più di quello che riceviamo. Allora io faccio un po' il provocatore, diciamo, della situazione, e ricordo a tutti voi che se volete opinare, se siete pro, se siete contro, insomma siete i benvenuti. 049 80 777 57. Mi chiedo, io so proprio per Costituzione che le regioni in teoria dovrebbero avere determinati poteri per quanto riguarda le decisioni interne e anche addirittura legiferare, e in più ricordiamo che il governatore di questa regione non è di certo, insomma, il classico governatore che ama a spada tratta Roma. Certo. Come mai le cose non funzionano? Come mai la locomotiva del Veneto è completamente deragliata? È deragliata semplicemente per un'imposizione fiscale che insiste sul reddito d'impresa per circa il 70%. Allora, dobbiamo ricordare che una vicina Carinzia impone al reddito d'impresa, cioè agli imprenditori, no? Impone una tassazione del 25% e zero burocrazia. La Slovenia, un po' più in là, okay, ha un'imposizione fiscale del 18%. Allora, mi dovete spiegare come riusciamo, e qua dico i veneti sono bravi, come sono bravi i lombardi, per carità, quanto bravi siamo ancora a sopravvivere sotto questo gioco fiscale, okay? È insostenibile. E qual è il problema? Il problema è che questa situazione si protrae da decenni. Accennava prima al fatto che sì, c'è la Costituzione che dice che le varie regioni dovrebbero autogovernarsi, eccetera. In realtà negli ultimi anni non abbiamo assistito altro che a un progressivo e incessante accentramento di poteri al governo centrale, in barba al famoso articolo 5 della Costituzione, che dice invece che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e addirittura uniforma la sua legislazione proprio in ottemperanza a queste autonomie. Andiamo a rileggere magari l'articolo, invito gli ascoltatori, i telespettatori a rivederlo, l'articolo 5 della Costituzione, va in senso completamente diverso da quello che è stato invece il processo politico da qui. Voglio mostrare anche un colpo d'occhio per quanto riguarda, insomma, la piazza, certo, quindi la pancia proprio della gente. Vediamo, certo, un attimo solo che vi mando proprio in onda il video che ho trovato appunto qui, dove ci troviamo. Ci troviamo in Piazza dei Signori a Treviso. Chi parla è Gianluca Pusato, che sta leggendo proprio la dichiarazione di indipendenza veneta. Quando giusto? La testimonianza della storia viene convocata dal Tribunale del presente come quante persone ci saranno state e forte voce di libertà e modello di serenità e giustizia. Ecco, no, sto pensando quando un popolo invoca il diritto di autodeterminazione come diritto naturale e fondamentale dell'individuo e che da questi si estende alla famiglia,
alla comunità e alla nazione. Quello che è stato, quando il popolo, e chi lo sa, un punto di domanda, attraverso i suoi naturali rappresentanti, perché comunque c'è veramente, rimarcavo il numerico, il popolo stesso di maggiore età, e quindi sembrerebbe che l'interesse e la voglia di cambiamento sia forte, però accenno questa cosa, molti sono stati anche delusi, molti sono stati presi in giro da altri partiti che gridavano all'incirca promesse similari. Il fatto è questo, forse non ce ne rendiamo conto, non ne siamo pienamente consapevoli. Ma venerdì scorso è nata la Repubblica Veneta. Io ho la grande responsabilità e il grande onore di essere uno dei 10 delegati eletti durante il plebiscito digitale, la nazione veneta, uno dei 10 che ha il compito di rendere esecutiva, di rendere viva quella dichiarazione di indipendenza, ma la Repubblica è nata venerdì, ok? Quello che faremo d'ora in avanti sarà proprio di rendere viva, di costruire le strutture della nuova Repubblica e di agire di conseguenza. Accennava prima al discorso ad esempio dell'obiezione fiscale, certo. Si può fare, come funziona? No. Adesso io vorrei sentire i vari punti. Beh, deve tenere presente, ieri ci siamo riuniti qui a Padova per la prima volta, come delegazione dei 10 e tra le varie cose abbiamo proprio deciso come primo punto questo qui. Un secondo solo che abbiamo una telefonata, sto chiedendo anche alla regia di suggerirmi il nominativo. Pronto? Pronto? Roberto da Ravenna, giusto? Roberto da Ravenna. Roberto, le lascio parola, vuole porre delle domande, vuole dire la sua, insomma, sulla tematica? Sì, vorrei dire che il signore che è lì, io non lo conosco ma ha ragione. Però cioè non si risolverebbe niente, anche facendo quello che dice lui. Perché non si risolverebbe niente secondo lei? Perché ha ragione lui quando parla della Costituzione, ma gli legga l'articolo 36 che cosa dice. Se nel 2002 chi ci governava avesse rispettato l'articolo 36 della Costituzione, non saremmo in questi messi così adesso e non si parlerebbe neanche di dividere il Veneto, la Lombardia, Sicilia, Sardegna, automaticamente ci hanno fregato mezzo stipendio il primo giorno del 2002 con una mossa strategica anticostituzionale, raddoppiando tutto, tasse, materiale, un appartamento che costava 100 milioni. Sì, Roberto, lei sta parlando dell'euro, quindi dell'entrata in vigore comunque dell'euro. È la causa di questo ragionamento qui, che il Veneto è in crisi, perché io capisco, no? Ci sono spesso nel Veneto, e questo qui è perché non avendo più, automaticamente hanno tolto il lavoro a tutti i veneziani, a tutti i padovani, a tutti gli italiani. Bisognerebbe, per risolvere la situazione, dimezzare tutti i costi, pagare il prezzo reale, perché non è reale il prezzo delle cose che noi compriamo. Roberto, grazie, io la ringrazio e spero che molti altri si uniscano in diretta a opinare, insomma a dire magari proposte o opinioni, perché è quello che è importante. Se posso dire... Ma prego, vedevo che scuoteva la testa. No, scuotevo la testa semplicemente perché pensavo che nel referendum digitale, oltre alla possibilità di scegliere, decidere sì o no alla famosa domanda vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale indipendente e sovrana, ce n'erano altri 3 di quesiti, no? Uno di questi riguardava proprio l'euro. Vuoi che la Repubblica Veneta adotti l'euro oppure no? E lì la maggioranza dei veneti, ad esempio, invece ha risposto sì, vogliamo che il Veneto comunque conservi l'euro. Le altre 2 domande riguardavano vuoi che il Veneto entri o no nell'Unione Europea? Anche lì i veneti hanno risposto di sì, come hanno risposto di sì alla terza domanda che riguardava vuoi che il Veneto, la Repubblica Veneta, aderisca alla NATO oppure no? Anche lì hanno risposto di sì.
Per quanto riguarda tipo di... no, abbiamo chiesto ai veneti e le devo dire una cosa, io ho avuto la fortuna... No, ho commentato così dicendo è curioso come Che tipo cosa? di risposta, perché non ho mai incontrato bene o male cittadini, parlo proprio della gente vera, vede. che ami questo euro. Bene. Sono soltanto magari gli esperti o chi insomma paventa di esserlo che sostiene insomma questa moneta dicendo guardate che se usciamo dall'euro crolla tutto, diventa un disastro, altri invece dicono no, dobbiamo uscire da questo euro e questa cosa mi stupisce. Poi c'è sempre stata la lamentela del fatto di andare a combattere perché magari qualcuno ce lo imponga, abbiamo parlato della famosa questione degli aerei che dobbiamo pagare noi, quindi è strano, mi spiazza un po' come tipo di risposta. Eppure una volta chiesto ai veneti, i veneti si sono espressi in questo modo. Quindi, anche noi dobbiamo rispettare, logicamente. Certo, rispettiamo sempre la volontà delle persone, perché sennò salta il referendum non lo facciamo. Salta la democrazia e tutto questo discorso importante. Voglio capire alcuni punti che ho trovato, uffici e anagrafi locali, di che cosa si tratta, poi sgombrare le istituzioni, contatti con altri indipendentisti, quindi so che effettivamente siete in contatto con altre regioni come il Friuli, la Sicilia, la Sardegna, la Lombardia, ok, insomma terre splendide con gente che si è sempre rimboccata le maniche. Prego, mi spieghi punto per punto. Allora, mi sia gentile, qual era il primo punto? Partiamo dagli uffici e anagrafe locali. Gli uffici che cosa sono, che cosa servono? Ascolti, allora, come dicevo prima, dobbiamo renderci conto che venerdì è nata la Repubblica, ma la Repubblica nasce e deve essere coltivata come una piantina, no? Venerdì sera è germogliato questo splendido fiore che adesso deve essere via via coltivato e accudito. In parole più semplici, adesso si tratta di creare le strutture del futuro Stato. Da cosa si deve partire? Intanto partiamo da un'anagrafe e dei cittadini e delle imprese. L'anagrafe delle imprese è poi funzionale al secondo passaggio, no? Che è quello comunque di sottrarre come si può dire, veramente la linfa vitale di questo Stato che ci sta dissanguando, che sono le tasse, ecco, l'imposizione fiscale. L'altra cosa qual era? Sgombrare le istituzioni. È chiaro. I rapporti diplomatici sono con lo Stato italiano, scrivono appunto i veneti, si verrà esclusivamente sotto monitoraggio internazionale addirittura. Cioè, quindi come funziona? Che i rapporti che verranno a crearsi con le istituzioni italiane avverranno sotto l'occhio, sotto la mediazione di un terzo, che deve essere chiaramente imparziale e non può essere altro che un organismo internazionale. Chi potrebbe essere? Le chiedo questo perché con la fantasia cerco di... allora io mi immagino uno Stato italiano logicamente più forte del magari... Lei dice? C'era un magari, della regione Veneto, ok? Economicamente, come rapporti anche internazionali, amicizie, che ci possono essere. Vabbè. Abbiamo avuto chi ci ha insegnato insomma i rapporti internazionali con forti amicizie americane e russe. E russe contemporaneamente. Certo, e perdonate se faccio ironia sciocca, e mi chiedo come possa insomma quell'altro organo essere così super partes, del tipo magari ha più interesse ad avere il rapporto con una nazione come l'Italia rispetto alla nazione Veneto, così chiedo. Ecco, e allora io mi chiedo, proprio seguendo anche il filo delle sue domande, dei suoi ragionamenti, io mi chiedo, ma siamo così convinti che l'Italia sia un paese importante? Perché se l'importanza dell'Italia è data dal complesso della sua popolazione, ok. Se consideriamo che la sua importanza magari può essere nel senso del debito pubblico che ha accumulato anche, però questa è un'importanza molto negativa. Io credo che molto probabilmente gli organismi internazionali o gli stati che abbiamo vicini abbiano l'interesse a che l'Italia diventi qualcos'altro. Che non sia uno Stato così importante e che non sia così ascoltato, ce ne siamo accorti con la vicenda dei due Marò. Anche dei due Marò, io volevo dirlo ci siamo prima, capiti dai, subito al volo. Non è possibile. Questo è scandaloso e speriamo insomma che finalmente si trovi un esito e positivo. E che uno sbagli non abbia sbagliato, comunque c'è una giustizia e che si faccia questa giustizia e basta, sembra diventata una telenovela sulla pelle delle persone che soffrono. Allora lancio la pubblicità, torniamo a breve, attendiamo sempre la vostra opinione, le vostre chiamate come ha
fatto Roberto poc'anzi. Siete invitati, quindi 049 80 777 57. Vorrei capire insomma il vostro sentore, se secondo voi è fattibile, quali sono i vostri dubbi, oppure sì, ci crediamo, cosa dobbiamo fare per unirci. A tra poco.